Ciao a tutti, sono #chiedilagabri, benvenuto sul mio canale. Ciao a tutti, io sono #chiedilagabri e in questo canale ti spiegherò come studiare meglio e quali argomenti e ti aiuterò a semplificare, soprattutto se sei travolto, come in questo caso, da una marea di compiti e non riesci a farli tutti, almeno pensi di non riuscircela. Io ti farò vedere il modo e te lo spiegherò per far cambiare i tuoi compiti da questo ammasso di libri così a così. Per farlo basta che ti iscrivi al canale, mi lasci un bel mi piace e attivi la campanella. Ciao! La Lombardia come posizione geografica si trova nell'Italia settentrionale, proprio nel centro dell'Italia settentrionale, nel punto a nord. Guardando una cartina la vedete, la Lombardia che è segnata lì da un cerchietto è la parte a nord nel centro, circondata in alto a nord dalle Alpi, che però all'interno ha delle altre fasce che compongono sia la collina là in mezzo e poi sotto, partendo da Milano andando verso sud e arrivando oltre il Po, troviamo la pianura. Questa regione confina a nord con la Svizzera, a est con il Piemonte, a ovest con Trentino e Veneto e a sud con l'Emilia-Romagna. I monti principali di questa regione sono sicuramente il monte Adamello, il monte Bernina e il monte dell'Ortles, che troviamo anche nella parte del Trentino, come avete sentito anche nel video precedente riguardo alla regione Trentino-Alto Adige. L'Ortles si trova infatti nel Parco Nazionale dello Stelvio. La collina è caratterizzata da queste tre parti: la Brianza, la Valtellina e l'Oltrepo Pavese. La pianura che occupa il 47% del territorio regionale è, come abbiamo detto prima, la pianura padana, attraversata da moltissimi fiumi, tra cui il Po, l'Adda, l'Oglio, il Ticino. La Lombardia è una regione molto lagosa perché sono presenti, passatemi il termine lagosa, perché sono presenti molti laghi. C'è il lago Maggiore, il lago di Lugano, il lago di Como, il lago più grande d'Italia, il lago di Garda e il lago di Iseo. Come densità di popolazione la Lombardia ha circa 415 abitanti per chilometro quadrato. Le attività principali, le attività produttive di questa regione sono l'allevamento, l'agricoltura, l'industria metalmeccanica, l'industria chimica, l'industria tessile e l'industria elettronica. Lo statuto di questa regione è ordinario perché avevamo visto che nel Trentino c'era questo strano statuto, lo statuto speciale, che troviamo. Il capoluogo di questa regione è Milano, dove ci sono molte curiosità che tra poco andiamo a vedere, ma insieme ci sono molte altre province che sono un po' più meticoloso ricordarsele. Infatti adesso andiamo ad elencarle: sono la provincia di Bergamo, la provincia di Brescia, la provincia di Como, la provincia di Cremona, la provincia di Lecco, la provincia di Lodi, la provincia di Mantova, la provincia di Monza della Brianza, la provincia di Pavia, la provincia di Sondrio e la provincia di Varese. Sono tutte queste le province rispetto a... Allora, parlando di curiosità di questa regione, Milano è la capitale mondiale è la capitale nazionale e mondiale della moda assieme a Parigi. Infatti ogni anno durante la settimana della moda in questa città si svolgono passerelle in cui arrivano da tutti gli angoli del globo i più grandi stilisti del mondo assieme ai modelli e modelle che sfilano nelle piazze di Milano. Milano, anche come le altre città, ad esempio Torino, ha una via dello shopping. Mentre parlando di curiosità culinarie abbiamo la pasta ripiena in brodo, il risotto allo zafferano, il risotto con l'ossobuco, il panettone, la famosa marca Le Tre Marie. Parlando di economia, il settore primario in questa regione occupa solo l'1%. Il settore secondario il 34%, come abbiamo visto prima, nelle industrie, e il settore terziario ben il 65% dell'economia. Questi sono i settori produttivi. Della pillola, questo video lezione sulla Lombardia finisce qui. Se il video vi è piaciuto, assolutamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto,
lasciatemi un bel pollice in su, attivate la campanellina e non perdetevi mai gli aggiornamenti sul mio canale. Vi ricordo che ogni giovedì alle ore 17 sul canale #chiedilogabri esce un nuovo video su argomenti, ad esempio questo. Ciao!